Si va per la ottava e conclusiva. Dopo aver visto le imprese di Glory Winner e Gandhi Mail nelle divisioni rispettivamente femminile e maschile del Gran Premio Italia, si conclude con una prova per femmine di 4 anni, vincitrici da 6 a 20.000 euro in carriera, prova di buon livello, con il numero 1 a Furia Love Baldo, Marco Stefani, 2 Frida Pax, Carmine Piscoglio, 3 Fortana Sì, Roberto Vecchione, 4 Freccia Rossa Cast, Massimiliano Castaldo, 5 Freya Gar, Carlo Udorovic. Autostart che ha raccolto i partecipanti, tutte bene a rete, pronte a far partenza quando siamo a 150 metri dal via. Autostart in retta. Partite. Freccia Rossa Cast spinge la macchina insieme a Fortana Sì, le due che danno vita a un bel duello, con Fortana che si installa al comando e Freccia Rossa che vorrebbe sistemarsi seconda, ma lì c'è Furia Love Baldo che serra sotto. Allora Freccia Rossa prova ad insistere ancora, si apre un varco in terza posizione, si sistema lì Max Castaldo che parcheggia terzo avanti a Freya Gar, la retroguardia Frida Pax. 14,3 il lancio da parte di Fortana Sì, che ha preso la testa e ora guida nei confronti di Furia Love Baldo. Terza posizione per Freccia Rossa Cast, poi Freya Gar alla retroguardia Frida Pax. 29. I primi 400 metri da parte di Fortana Sì, che guida, comanda la fila indiana dopo 600 metri in 44,2. Fortana Sì davanti a Furia Love Baldo, poi Freccia Rossa Cast, quindi Freya Gar alla retroguardia Frida Pax. Completamento dei primi 800 metri di corsa che Fortana Sì passa in 59,7. Si va sulla curva di destra con la fila indiana che resta intatta, nessuno fa la prima mossa e così Fortana Sì può permettersi un'altra curva di rifiato, girata in 16,3, 1,16 il primo chilometro. Fortana Sì a spalle indietro, muove al largo Freya Gar dalla quarta posizione ma è distante, deve risalire. Fortana guida su Furia Love Baldo, rimane terza Freccia Rossa Casta, avanza Freya Gar, la rete di line timida, accelerazione in 14,9, 1,39 tre quarti di miglio. Roberto Vecchione a spalle indietro, cerca di fare sempre l'effetto fionda su Fortana Sì, poi Furia Love Baldo e Freya Gar. Fortana in vantaggio, apre ora le braccia a Roberto Vecchione che lascia andare Fortana Sì, prova ad infilarsi dentro Furia Love Baldo. Fortana in vantaggio su Furia Love, Fortana Sì che vince nei confronti di Furia Love Baldo e poi Freya Gar. 28,9 ad arrivare, 1,14,5 ragguaglio cronometrico, coast to coast per Fortana Sì, Roberto Vecchione per Gabriele Ballotta, i colori di Ilaria Vecchi. Percorso di testa vincente per la figlia di Orient Horse che si impone sul traguardo. Tira indietro tutta strada Roberto Vecchione, quando è ora di andare si allunga e si difende da Furia Love Baldo che ci prova di dentro ma guadagna solo una mezza lunghezza. Al terzo Freya Gar che è l'unica che è progredita al largo. Si chiude con la vittoria di Fortana Sì, Roberto Vecchione, Gabriele Ballotta, Ilaria Vecchi sugli scudi in questa ottava e conclusiva dall'Arcoveggio.